Buonasera a tutti, buonasera amici. Intanto voglio salutare tutti gli iscritti, voglio salutare gli iscritti del mio canale. Spero di trovarvi in salute, come vi assicuro di me. Perché questo video? Perché mi è stato segnalato oggi da un amico che in YouTube gira un video di un certo Cicolone Simone, il quale fa delle asserzioni, cioè dice delle cose che non so dove le ha prese. Anche questo è un altro pseudo scrittore che dice solo, chiedo scusa della frase, minchiate, tanto per prendere visualizzazioni, naturalmente a vostre spese. Intanto mi riferisco a quanto lui asserisce che questa, la Mala del Brenta, è stata la quarta mafia che c'è in Italia. Questo signore non si deve più permettere di dire queste cose, perché non è vero nulla. Questo è un cialtrone, un ciarlatano, un buffone. Adesso se vuoi, caro Cicalone Simone, mi vai a denunciare, tu non ti puoi permettere, tu non c'hai i titoli per dire una cosa del genere. È vero che c'è una sentenza, ma è anche vero che, come ampiamente ho spiegato, questa sentenza è arrivata in un certo modo anomalo, per favorire il pentito Maniero Felice. Quindi questo signore ci sta marciando come hanno marciato centinaia e centinaia di giornalisti sulla storia dei fatti che sappiamo accaduti molti anni fa. Allora io dico sempre, quando uno parla, deve parlare con cognizione di causa. Non deve parlare scritto di noi, perché io c'ero e quindi credo che la verità la sappia solo ed esclusivamente chi ha vissuto quel brutto momento. Riconfermo quel brutto momento. Quindi questo tale Cicalone, sto romano, che almeno mi hanno detto che oltretutto è uno che va in palestra, che ha una palestra, va in palestra Cicalone, ma che caspita parli di queste cose? Ciao Marco Pellegrino, ciao Giampaolo, ciao. Cosa parli di cose che non sono, che non ti riguardano? Ma cosa ti sei messo in testa? Chi sei tu per dire queste cose? Ma dimmi i titoli che hai. Sei un giornalista professionista? Sei un magistrato? Ma chi sei? Allora voglio spiegare alla gente che questo qui ci marcia, sta cercando. Allora, Spike Cicalone lo seguo, mi pare una brava persona, poi probabilmente ha cagato fuori dal vaso. Guarda, io non voglio, ormai l'hai detto, cagato, questo è un buffone, un ciarlatano, ma cosa parli, cosa parla? Lascia perdere, lascialo perdere. No, io no. Sasà Mazzi, ciao Sasà, come stai? Bene? Ciao fratello. No, sono stufo, mi sono rotti i coglioni, perché sono anni e anni che vanno avanti con questa storia, ci danno dei mafiosi, noi non siamo mai stati mafiosi. Io ho sempre detto anche trafficanti, ma questo non può parlare. Ma a che titolo lui parla di noi? Ma come si permette? Poi Giampaolo, devi capire che YouTube è una giungla, cercano di fare visualizzazioni. Sì, però siccome si parla di noi, si parla soprattutto con questa infamante cosa che siamo mafiosi, noi non siamo mai stati mafiosi e mai lo saremo. Ma un'altra cosa che mi dà fastidio, che questo qua va a dire che lui gestiva la gente, ma allora voglio fargli presente a sto giacolone delle mie palle, che nemmeno i cani hanno i padroni. Questo qua oggi si inventa la storia della Mala del Brenta, che noi eravamo la quarta mafia in Italia. Ma che cazzo sta dicendo sto buffone? Signor Giacolone, anzi tolgo il signor, ti do il mio numero di telefono, 380 198 241. Dammi una telefonata, perché tu non hai nessun diritto di dire queste cose. 1994, strage di Via D'Amelio. Hanno arrestato delle persone, 6 o 7 ragazzi, e tutti a gridare, eccoli qua, li abbiamo presi, sono loro. Dopo 16 anni risulta che non sono loro. E questo grazie anche ai giornalisti che hanno scritto sono colpevoli. Allora, su Giacolone, devi smetterla. Ma chi sei tu di parlare di parlare questa storia? Quella storia maledetta, perché lo ribadisco, è una storia maledetta. Ma tu, buffone, cosa dici? Cosa parli? Fatti i fatti tuoi.
mi sembra che tu hai una palestra, ma vai a fare l'allenatore in palestra e per i coglioni su YouTube. Ciao Giampaolo, non li pensare, parla una barbara. Certo, ciao Daniele, ciao tesoro. Grazie, hai detto bene, non devi dare spiegazioni a nessuno. Forza fratello, un abbraccio, siamo con te. Lo so, Sasà, un bacione. Però mi dà fastidio perché sono anni, anni, anni che vanno avanti a parlare, dire stronzate, basta. Ciao Giampaolo, ho seguito tutta la vostra storia della banda e queste persone vogliono sapere e parlano non sapendo che sparano solo minchiate. Grazie Roberto Biaggi. È vero, minchiate. Questi qua si riempiono la bocca con la storia di una storia e che purtroppo è accaduta. Io ti ammiro molto, Danny Carlscher. Anch'io Danny, un bacione. Devono smetterla. Ma questo chi è? Questo viene da Roma a un video, vuole parlare di noi, della nostra storia, non sa niente, lo copia, incolla da Wikipedia. Wikipedia non è la verità, perché Wikipedia, se volete che vi dica come funziona, si fanno gli articoli e si mettono. Quindi può farlo perché... Allora, abbiamo fatto Avvocatella White Road. Ciao, ciao tesoro. Allora vi spiego. La connessione è instabile, attendi mentre tentiamo di stabilirla. Mi dicono che c'è poca connessione. Eccolo qua. Allora, in pratica, io ho fatto l'ultima intervista col canale 87, Ultima 87 del mio amico Jean e abbiamo spiegato delle cose e abbiamo fatto 130.000 visualizzazioni. Non sono pochi, magari questo ha detto, eccolo qua, WAP e cartone. Grande Sandro 75, è un WAP e cartone. Giuseppe Cangiamilla, bravissimo Giampaolo, gliele hai cantate? Ma no, ma guarda ragazzi, allora, io dico che è giusto, è per la verità vera, di dire le cose come vanno, ma uno non si può svegliare e dire, da oggi parlo di questa cosa qua, ma tu chi sei? Ma tu hai titoli per parlare di queste cose? Ma chi sei? A Roma, mi hanno detto che ha una palestra, che fa l'allenatore, ma vai in palestra. Joanna Novak, ciao Joanna, ciao, anche un'amica della Polonia, ciao, come stai? Will, cos'è successo Giampaolo? Niente, ho avuto un canale su YouTube, un certo Giacomo raccontando delle storie. Allora, Dani Gerger parla di queste cose senza sapere la vera storia, perché le palestre sono chiuse e non sa come fare i soldi. Mamma mia, che intelligente! Dani, ti do la... Bravo, hai ragione, non può più lavorare. E allora rompi i coglioni su questi argomenti che non può. Cioè, cosa... Lui che titolo ha? Chi è? Poi si aggrappa fatti a lui sconosciuti per fare visualizzazione, attingendo un po' qua e un po' là. Assa start di sì, ma si incabeo, perché è giusto che quando uno parla o parla con cognizione di causa, se no stai zitto, fai solo una grande figura di merda anni e quindi adesso Giampaolo Maca ti sfida con YouTube e devi smetterla di dire stronzate. Giorgio Bassani, siccome ti ha tirato in ballo, fai bene a mettere le cose in chiaro. Saluti da Zin. Nicolò Rizzo, video vergognoso, bello, molto bello, basato su un film che ha pochissimo di reale, già partendo dicendo che Manera è il boss e che eravate mafiosi è una cagata pazzesca. Forza Giampaolo, amore mio, grazie Nicolò Rizzo, grazie tesoro. Tommaso Berton, non ti me saluti di più. Tommaso, ciao amore, e perché non ti saluto? Certo che ti saluto, vecchio. Ma non avevo visto perché sei. Ciao Gian, ti voglio bene. Tony Facchini, anche a me Tony. Allora, Isede Roma, cosa ti butto che i sappia, i parla solo perché non sa niente, bravo. STA Banero, se continuavi a parlare di box faceva più bello. Grande fratello, bravo, 7H Banero, se continuava a parlare di box faceva più bella figura. Certo, io dico, no, parlate di cose che voi vivete, avete vissuto, non cagate, scusate se parlo così, non è da me. Tanto per, stamattina mi sveglio, allora domani mattina mi sveglio, voglio parlare, di cosa parlo domani? Parlo della Fiat e racconto cose così che evadevano che che erano con la mafia, cioè per capire, vattene a Roma, va, vai ai Parioli, va. Allora, io non scrivo nulla ragazzi, vi saluto sempre tutti, Tony fa, ciao ti voglio bene, Tony, poi Giorgio Bassani, siccome ti ha tirato in ballo, sì, poi dice che sono l'unico che ha parlato che, allora, l'unico mafioso della storia era solo lui, ma solo lui.
Red Fly, ciao Doge, come stai? Bene Red, benissimo. Come sapete sono diventato nonno. Allora, lo sapevo che lo avresti sfonculato, grande Doge. È normale, ma non può dire stronzate. Tu si sveglia e parlare del male del Brenta, ma vaffanculo. Lisa, tutto a suo nonno. No ragazzi, non mi assomiglia a me, assomiglia alla Manuela che è bellissima, a suo papà, ma non a me. Avvocatella, un bacio alla Manuela, se l'ha fatto. Giorgio Bassani, per andare ai Parioli ci vogliono gli skate, è vero Giorgio, hai ragione, Giorgio Bassani, hai come fare. E siccome io lavoravo in palestra, non sapendo, e si è messo a parlare di queste robe. Will, il nipotino, che ha 39 giorni, James, più bello del mondo, stupendo, bellissimo. La connessione è instabile, attendi mente, tentiamo di ristabilirla. Miso qua e chi si muove. E quindi vi stavo dicendo che arriva questo, chi sei io sto qua, è di Roma, e vuol parlare di Pippo, tutti possono parlare della Madre del Brenta, tanto ora si sa tutto, è stato detto tutto. Sì, il Pippo, ma Miaudo, bravo Pippo, che lui cancellerà i miei commenti che ho fatto nel suo canale, perché ho detto smettila di parlare di queste cose, di queste stronzate, tu chi sei, che titoli hai per parlare. Mi dite se è amabile. Allora, gliel'ho detto anche che hai un canale. Ciao Giampaolo, se passi nel Varesotto scrivi, facciamo una cena nuorese doc. Ciao Ant RG, questo è un bicicletta a sapere. Ma sì, ma Giorgio Bassani, la connessione è un po' birichina. Lo so, perché la connessione, come vede mi, scampa via. Ah, bella questa, bella ragazzi, certo. La connessione, come quando mi vede il Doge, via, 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 via. E quindi, niente, sto qua si sveglia e parla di altri e fece qua e fece là ed era il capo e comandava tutti, ma neanche i caniga è il Paolone, ragazzi. Io dico in veneziano per i miei fratelli veneti, neanche i cani ga è il Paolone, ti hai capito? Perché dopo, quando quel cane si arrabbia, è il morsega. E qual è? Mi hanno detto che lei ha una palestra a Roma, va ad allenare, ma adesso è palestra di Serai, quindi sto povero Cristo, come se che fa sbarcare il lunario, c'ha par qualche carta d'assento, e vi fuori con questi non sai, io non so proprio niente. Allora, Giorgio, fai spaventare la connessione. Sì, invece, sono talmente brutto che la connessione, come vedi, siamo a 3870, abbiamo fatto quasi 100 iscritti in 26 giorni, non è male, io non sono una stella, non sono un VIP, non sono un attore, sono un povero disgraziato che ormai di me sapete tutto e tutti. Bene, adesso mi alzo un secondo, vi faccio vedere una cosa. Brutto ma boh, grazie Red Flea, però da giovane ero ben, adesso arrivo. Allora, Marco De Rossi, ciao Giampaolo, congratulazioni per il nascituro, questa è la più bella notizia e cosa bella da parlare, basi e strucchi. Sì, Marco De Rossi, che bello menevoso, Cicalone dovrebbe tacere ogni tanto. Arrivo subito, vado a prendere una cosa. Allora, siccome eccomi qua, è il vecchio Doge. Siccome sono qui, giusto, nel mio canale, se mi permettete, ragazzi, vi voglio bene, voglio ricordare a tutti questa cosa. Il mio primo libro, eccolo qua, All'inferno ritorno, 36 anni senza libertà, un bel librone, eccolo qua, Giampaolo Manca, ve lo faccio vedere. Scusate, mi faccio un po' di pubblicità. Questo è il primo libro, l'autobiografia, Le mie carceri speciali, sarebbe il sequel del primo. Faccio presente che, non so se lo sapete, i libri sono 5, no forse 6, si penso ne scriverò anche il sesto. Allora vi faccio vedere di nuovo, scusate, chiedo scusa ragazzi, ma ormai che siamo, sì aspetta sì, ma guarda che bello questo così, guarda che roba, qui do libri in mezzo, però guardate sta qua. Secondo me è una fotografia da Hollywood. Guardate che bello il vostro Doge. Guardate. Questa qui è all'Hotel Danieli. Me l'ha fatta il mio grande amico Amerigo Vianello, un grande fotografo. No? Ecco qua. Questa allora, se notate, qui c'è Giampaolo, da giovane, avevo 36 anni. E qui c'è, purtroppo,
l'immagine del diavolo. Allora, c'era quel figlio di che ancora mi controllava un pochino. Ecco perché ho deciso di fare questa copertina, vedete? Giampaolo si vede a metà, però c'è ancora l'altra metà. Speriamo che non c'è più, però eccola qua. Voglio ricordarvi che i miei libri si possono comprare nel mio sito giampaolomanca.com. Poi questo, ecco qua, lo sbarbato, ecco qua, sbarbato. Io avevo 36 anni, mamma mia quanto tempo. Sapete quanti anni ho adesso? 67. 67, maestro, questo è il muro del carcere speciale di Voghera, un carcere di massima sicurezza. Eccola qua, voglio ricordarvi la copertina, eccola qua, eccola qua. E quindi che dirvi, sono contento che stiamo, la famiglia di YouTube, cioè in questo un attore, non sono un uomo di spettacolo, sono qui per voi per raccontarvi un po' della mia vita, per i miei progetti e speriamo di avere qualche buona notizia. Ragazzi, purtroppo per il fatto del film aspettiamo la connessione instabile, attendi mentre tentiamo di ristabilirla. Allora, stavo dicendo ragazzi, il Covid ci ha fermato, sì, purtroppo ci ha fermato anche noi. Come sapete c'era il progetto del film, c'era, ma ancora c'è, non è che sia finito assolutamente. Come si dice? E poi c'era appunto una serie con un canale fortissimo che è Netflix. Stiamo cercando di concordare con gli avvocati, ma purtroppo ragazzi c'è sto maledetto virus che ci ferma un po' tutti. Siamo tutti un po' rovinati, ma a parte questo non è quello il problema. Io dico che ci sono stati tanti morti ragazzi, e quando sento dire che non è vero nulla, ragazzi è vero. Ragazzi è vero, io sto parlando con le infermiere, i dottori, il 118, mi raccontano di quelle storie, ci sono sempre ci sono sempre tanti morti. Quindi non è vero e questo e quell'altro, non è vero niente. Allora qui vedo Edoardo Brenta, sì, Brenta è il mio cognome e l'ho cercato su YouTube, scoprendo che è legato a questa pagina di storia italiana bruttissima. Sì, ha ragione Edoardo Brenta, ha ragione, sono d'accordo con lei, è una brutta storia di pagina italiana. Ho visto un pezzo del video, non sono riuscito a guardarlo, tutto per le inesattezze. Ah, tu dici, ciao Fabrizio Brento, ciao. Sì, ma quello lì, lui ha letto sicuramente un libro e basta. Le cose le sa per quello che è stato riportato dalla TV. Certo, Stefano Tiozzo, hai ragione, qui ti do ragione. Allora, Avvocatella ha detto da giovane eri proprio figo. Insomma, aspetta che prendiamo da nuovo. Occhio? Sì, insomma, dai. E Emanuela che ha scelto giusto. Barcaveo si usavano i capelli così, ma sono bellissimi i capelli così. Cosa? Dunque, ciao Giampaolo, Sara Fabbri. Ciao Sara, bonsoir a tout le monde. E vi stavo dicendo, Avvocatella White Rose, bello, insomma, già era un tipo da spiaggia. E quindi questo qua si è svegliato. Cosa hanno potuto darti? Se ti hanno dato delle emozioni, ti sei annoiato, tu di la verità, perché è giusto che nel mio canale si dica la verità. Se non ti sono piaciuti, puoi dire benissimo, per l'amor di Dio, non sta a me, però mi piacerebbe che tu dicessi ai nostri amici, non va più un cazzo. Beh, Giulio, ciao amore mio, cerchiamo di mantenere almeno la mente sana, perché questa situazione di questo virus ti sta logorando anche psicologicamente. Sì, è vero Giorgio, veramente è una situazione. Grande Giampaolo, no, io sono 1,73 m. E quindi stavo dicendo che effettivamente siamo in un momento terribile che l'umanità non dimenticherà mai, quindi purtroppo ci sono stati migliaia di morti, e quindi quando la gente dice che non è vero nulla, sono dei lazzaroni, ecco la verità. E allora, tornando a quel signore che dice queste cose, allora uno ha detto, Giampaolo, siccome lui lavorava nelle palestre, le palestre sono chiuse, qualche carta da 100 euro la doveva prendere e quella prende, facendo questo video sulla mala del Brenta, arriva su tutto me, ma che
Ma che titoli hai di parlare? Giacolone, Giacolone, Ciacolone, dice Venezia. Allora lui si chiama Giacolone, io dico Ciacolone. Sapete che a Venezia in Veneto Ciacolone c'è uno che bla 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 bla. Quindi qua non siamo a Roma, va a Campo dei Fiori. Tu che titoli hai? Hai messo le foto ma allora già uno che mette le foto del film, ok? Vuol dire che non sa proprio niente. Allora Stefano Tiozzo, lui racconta pure le cose in maniera romanzata. Sto qua si va a svegliare e si diventa i fiori parlare di queste robe qua. Ma anche ne conosce, va. Giorgio Bassari, questo c'ha e gai a bocca per ciacolare. Brava! Eh sì, Giacolone, Ciacolone. Bella qua, vero Giorgio? Ciacolone, Giacolone. Allora Giorgio Barotto ha fatto solo disinformazione il signor Cicalone. Ah, cicalo, è una cicala, no? È normale. Le cicale, clic, 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 come caspita fanno. E sto qua non aveva altro tempo. E che ha fatto questa roba. Luca Carna ha pure eliminato i commenti che ho fatto. È un buffone, è un buffone. E spero che molta gente non vada più a guardare. Vedi, oh, è il canaro, è il canaro. Sì, l'affitto di casa. Mi invento qualcosa. E si è inventata questa cosa qua. Questo qua, dai, non dico più niente. E come state? Come state? Bene? Io anche. Sono nonno, quindi sono ultra, ultra contento. Vecchio cuore rossonero, viva il Milan! Gli ultra del tubo parlano per sentito dire. Bravo tesoro, vecchio cuore rossonero, gli ultra del tubo. Parlano per sentito, sì, questo parlano, sa, questo che basta bla 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 bla, ha messo perfino le foto del film. Ma cosa c'entra? Ah, perché la verità è il film. Se va a inventare questa storia, ha visto che abbiamo fatto un'intervista io e Jean su Ultima 87, abbiamo fatto circa 130.000 visualizzazioni e toccavo pagarsi l'affitto. Dai. Però, no, no, non Canaro, aspetta un attimo, no, non Canaro, Canarino perché canta bravo Devasto, ciao, bravo. Andrea Flore, penso che prenda un po' di materiale in giro e ne dà una sua versione. Ma lui non ha i titoli per farlo, ma chi sia sto qua? Tony Facchi, la storia del nostro Veneto non la posso sapere a Roma, visto che come me ti sei avvicinato alla religione. Perdonano? Ma sì, ma Tony Facchi, ma ti pare che non lo perdona? Ma scherzi. Vale per quello che si fa capire. Giorgio, Enrico Vidali, quel che sta meglio, tese ti nono. Grazie amore, grazie Enrico. Vecchio cuore rossonero. Sono d'accordo, si permettono di parlare leggendo libri, poi non sanno la realtà. Sì, è vero Sara, siamo, anche se te la descrivo, no, non si può descrivere. Stiamo, allora, ci è cambiata la vita. Noi andiamo a letto la sera parlando di James, il nostro nipote. La mattina ci svegliamo, parliamo del nostro nipote. Cioè, capisci? Siamo impazziti. E quando andiamo a prendergli qualcosina, ci guardiamo e ci commuoviamo perché è così, insomma. Luca Carna, a Roma sanno sempre tutto. Ah, bravo, noi, vabbè, siamo perdere. Però ci sono anche bravi amici. Anche la classe politica si riunisce tutta là. Chissà, Fly. Ciao, come sta andando la raccolta fondi per il farmo per la piccola? Allora, siamo 1.500.000. Grazie Red Flea. Allora, faccio un appello ragazzi, vi scongiuro in ginocchio. Qui adesso non scherziamo più, diciamo questa cosa importantissima. Quindi vi prego, vi scongiuro di ascoltarmi. Allora, farò un sunto velocissimo. Allora, c'è una bambina che si chiama Melissa ed affetta da una gravissima malattia, si chiama SMA. La prima, la numero 1, la peggiore. Se andate sulla pagina Facebook Un futuro per Melissa, vedrete le condizioni di questa bambina. C'è un grave, grave, grave problema che serve alla bambina per non morire. Signori, ribadisco, per non morire. L'AIFA, sarebbe l'Associazione Italiana Farmaci, a 6 mesi e 28 giorni. E allora questo farmaco viene dato solo ai bambini che non superano i 6 mesi. Cioè, avete capito che condizione la storia? E quindi stavo dicendo che questo farmaco non può essere somministrato se il bambino, allora questo farmaco non può essere somministrato
se il bambino o la bambina ha oltre 6 mesi. Ma io mi domando, ma se sta bambina hanno scoperto che questo aveva questa malattia a 6 mesi e 28 giorni, e cosa fai? Per 28 giorni te la condanni a morte? Perché sappiate, senza questo farmaco, Melissa muore. E allora, cosa è successo? Da novembre è iniziata una raccolta per il farmaco all'estero, il farmaco con euro. Quindi la Regione Puglia, il presidente piccolo, Michele Romano, si è girato dall'altra parte, non fa nulla, quando invece il prescrizione per il nostro Nicolò, che è un bambino di Castelfranco Veneto, che ha la stessa malattia di Melissa, ha messo a disposizione i 2 milioni di euro per la cura di questo farmaco che si compra solo all'estero. Ne ha dati 2 a quel presidente piccolo della Puglia, dei miei coglioni, non vuole aiutare Melissa. L'AIFA naturalmente doveva dare una risposta, perché anche il ministro Speranza, il ministro della sanità Speranza, ha chiesto che questo farmaco sia dato anche alla bambina. Ma ci sono degli interessi in mezzo. Voglio far presente che la bambina, la piccola Melissa, è curata ai Gemelli dal dottor Mercury. Ma sapete, questo dottore fa parte della organizzazione AIFA, Associazione Italiana Farmaci, ed è lui che deve mettere le firme. Cosa succede? In questo momento alla piccola Melissa viene dato un altro medicinale e guarda, questo medicinale scade come si chiama? Il brevetto 2029. Sapete quanto costa questo farmaco? Fanno la puntura 3 volte all'anno. 70.000 euro. 70.000 euro. E questi signori, Lazzaroni, perché lo dico, sono dei Lazzaroni, non c'è solo Nicolò, ma ci sono altri bambini che sono nelle medesime condizioni, che hanno superato i 6 mesi di età e pertanto quel farmaco americano non glielo danno, ma gli danno questo da 70.000. Avete capito? Il farmaco americano ha stabilito con prove provate scientificamente che i bambini in questo momento, chi è affetto di quella gravissima malattia, è disteso nel letto. Chi è anche grave tipo Nicolò, c'ha la trachea, c'ha il buco qui, c'ha un tubo per respirare, quindi da 2 milioni. Ecco perché l'AIFA non firma, non dà una risposta. Ciao, io un piccolo contributo l'ho dato per aiutare Melissa. Grazie Paia Londa, grazie. Manca chi comandava di più, tu o Maniero? No, io non comandavo niente. Maniero neanche io. Vi sto dicendo, nemmeno i cani hanno un padrone. Ognuno comanda per se stesso, ognuno comanda delle sue azioni, ognuno risponde per le sue azioni. Io ho sbagliato moltissimo, mi sono fatto 36 anni e 6, 7, 8 mesi di carcere, era giusto, perché insomma ognuno paga il suo. Allora, Nick Castello, ciao Giampaolo, cosa pensi di Graziano Mesina, di un nuovo latitante a quasi 80 anni? So che lo hai sì, Graziano lo conosco bene, siamo stati allo speciale a Voghera, siamo stati circa 6-7 anni, però non farmi esprimere delle cose. Graziano è un amico. Hai detto bene, 80 anni. Graziano ha fatto più di 40 anni di carcere. Lasciamolo in pace. Ragazzi, oggi c'è, domani non c'è più. Il Covid, guata e impanì. Allora, Mario Pag, dottor Manca, no Mario, dottor Manca, lei è un grande, ha pagato il debito a testa alta, ma intanto togli il dottor, poi Manca, e non mi piace, chiamami Giampaolo come fossimo amici, e lei è un grande, ha pagato il debito a testa alta. Beh, io ho pagato, non ho preso la strada dell'infamia, ho pagato le mie colpe per la giustizia terrena. Quindi i tribunali hanno detto tu devi stare in galera 36 anni, io ci sono stato e così è andata. Dottor Maca, che bella sta qua. No, molti, non tutti, fanno di tutto per visualizzazione e link. Ti rinnovo il mio abbraccio.
Grazie Nicolò, bacione, Nicolò Rizzo, grazie. Nick Castello, ciao Giampaolo, ah sì, quello di... E quindi allora cosa vi stavo dicendo? Andate sulla pagina Facebook, Un futuro per Melissa. Ragazzi, vi scongiuro, qui adesso non scherziamo più, l'ho già detto prima, quando ho iniziato a parlare della bambina. Dobbiamo aiutare questa famiglia, ma dobbiamo aiutare Melissa. Melissa vuole vivere, ragazzi, ma Melissa, piano piano, morirà. Allora voglio dirvi questo, è una cosa tremenda, terribile. Tutti i bambini che sono affetti di questa malattia non superano i 2 anni, avete capito? Io parlo della SMA del primo livello, cioè la più grave, perché c'è anche la SMA 2, 3, 4, che è grave ma non è gravissima, non è invalidante come la SMA di tipo 1. Quindi ragazzi vi prego, basta 5 euro, 10 euro, fate quello che potete. Ricordatevi che tutti questi soldi sono 10, 15, 20. Ho sempre detto siamo il popolo dei 5, 10, 15, 20. Quindi vi prego ragazzi, vi scongiuro, ve lo chiedo con il cuore in mano. Ma Melissa è diventata la nostra figlia, la nostra nipote, la nostra amichetta. Vi scongiuro, vi prego, donate anche 5 euro ragazzi. Noi siamo in 4.000 qui, giusto? Siete i miei iscritti? Facciamo 5 euro per 4.000 volte. Sono 4, 8, 12, 16. Diventerebbero 20.000 euro ragazzi. Questi soldi servono per comprare il farmaco, devono andare a Spagna e solo lì, no, clinica, le spese. Quindi non avendo tutti i soldi, però vi scongiuro ragazzi, vi prego. Allora, di dove si può donare? Red Fly, Red mio, un bacione, vai su Facebook e vai Un futuro per Melissa. Tu vai su quella pagina e lì è scritto tutto e ti spiegano come donare, eccetera, eccetera. 5 euro ragazzi. Bubi Rossi, mi ha appassionato la tua redenzione. Ora sei un uomo, grazie, grazie. Dog Official. Ah, questo mio amico Dog Official, 3 cuori. Allora ragazzi, ancora vi dico, vi scongiuro. Allora, abbiamo iniziato con quel deficiente di Roma là, che vuole parlare, non sa. Però adesso un amico, non è che mi abbia ricordato, io avrei fatto un altro video sera per Melissa, però considerando che sono nel mio canale e siamo quasi 4.000, ragazzi, vi prego, 5 euro a testa, vi scongiuro, ve lo chiedo veramente in ginocchio. Ho un dolore dentro, voi non sapete quanto entrate dentro e lì vi spiegano come potete donare. Vi chiedo con il cuore in mano, potrebbe essere nostra figlia, nostra nipote, la nostra cuginetta, ragazzi c'ha 10 mesi, vi prego, vi scongiuro, a 10 mesi dobbiamo far morire una bambina? Perché lo Stato e quello no. Quindi ragazzi dobbiamo aiutare Melissa. La mamma, la Rossana e Pasquale sono disperati, anzi vi voglio dire questo, purtroppo Melissa ha anche la febbre, perché lei quando è andata al Gemelli ha preso un virus, gli hanno dato gli antibiotici, ma invece di star bene è sta peso. Quindi vi chiedo, ve lo scongiuro ragazzi, ditemi, faccio tutto quello che volete, ma vi prego aiutate questa bambina. C'ha 10 mesi, muore se non l'aiutiamo, perché ha bisogno di questo farmaco. Ragazzi, è un pacchetto di sigarette, uno spritz, 2 spritz, cosa sono 5 euro? Abbiamo cercato di parlare con quelle persone ricche, abbiamo cercato di chiedere anche a loro. Ragazzi, nessuno. Tante chiacchiere per farsi vedere che fanno beneficenza, ma non hanno dato quasi niente. Solo 3 o 4 persone, qualche VIP, come li chiamano, ha donato qualcosa, ma con tutti i soldi che guadagno. Allora adesso faccio una dichiarazione e mi prendo le mie responsabilità. Abbiamo chiesto, Fedez, che ha 12 milioni di follower, se ci poteva aiutare di fare un video. La signora non l'ha fatto. Allora, 12 milioni di follower. Avete capito? Vuol dire che domani mattina se la signora aspetta un bambino anche. Basta che dica domani mattina vado a fare la cacca alle 9. Domani mattina 12 milioni di persone vanno a fare la cacca alle 9, perché l'ha detto lei e la vogliono imitare. Così arriva a tutti i suoi follower. Insomma, 12 milioni sono tantissimi e magari, guardate, anche 50 centesimi a testa
Avete capito ragazzi? 50 centesimi a testa. Sono 6 milioni. Il farm volevano 200-300 mila dollari, euro, scusate, perché dovevano stare lì almeno 2-3 mesi. Invece hanno deciso, vanno in Germania, quindi 1.900.000 sono i soldi del farmaco. Purtroppo chi doveva rispondere, in questo caso l'AIFA, non ha risposto. Qui ci sono giochi di potere delle case farmaceutiche. Abbiamo saputo che il medico che cura Melissa, il dottor Mercury, e fa parte anche lui di questa associazione AIFA, Associazione Italiana Farmaco, e pertanto è copernicano, non esiste. Gli stanno facendo un altro farmaco che costa 70.000 euro che la bambina prende ogni 4 mesi, e guarda caso il professore la situazione. Allora, si vede che sei cambiato, sei diventato una persona molto buona, grazie. Quello che dici in parte è giusto, ma lei può fare quello che gli pare. Ma per l'amor di Dio, Luca, è vero. Ma allora lei in questo momento è incinta, un bambino, che noi tutti ci aspettiamo stia bene, no? Però dico io, stai diventando mamma. Allora, come mamma, lei ha un bambino oltretutto. Allora, come mamma, come fai a non prenderti a carico questa storia? Hai questa opportunità di parlare con la gente. La gente dipende, tra virgolette, dalle tue labbra, no? Allora, aiutaci, aiutaci. Fai un video dove parli di Melissa, dove ti appelli a tutti i tuoi amici, i tuoi follower, dicendo ragazzi mi potete aiutare, c'è una bambina che ha bisogno di questo farmaco, purtroppo questo farmaco costa tantissimi soldi, aiutiamo questa bambina. Noi non abbiamo chiesto soldi a questa, ma nella maniera più assoluta abbiamo chiesto, considerando la sua visibilità, se ci può aiutare con un video, un appello. Signori, o che sei sorda, di fronte alla malattia, a una morte annunciata di una bambina che ha 10 mesi, come puoi dire adesso in questo momento, ma le puoi fare quello che gli pare? Luca, per piacere, non è giusto che dici questa cosa. Questa ha 10 mesi, questa bambina. Questa ha 10 mesi. Se no veramente il mondo è questo. Però io credo ancora che ci siano delle brave persone, delle buone persone. Che di Facebook, un futuro per Melissa. Donate 5 euro, 10 euro, quello che potete. Anche i 5 euro fanno la differenza. I soldi sono stati incassati dal popolo dei 5, 10, 15, 20 euro. I ricchi, mai visti, dovrebbero metterlo su Rai 3. Mi sono appellato a Benetton, mi sono appellato a Renzo Rosso, mi sono appellato a Barilla. Signori, tante chiacchiere e basta. Se scrivi a Simone, di sicuro corregge il video. È una gran brava persona. Se scrivi a Simone, di sicuro corregge il video. No, ma a me non me ne frega niente di questo Giacolone Simone. È una brava persona, ma a me. Lui, secondo me, non ha i titoli per dire queste cose. Lui l'ha fatto solamente per speculare. Uno che mette nel suo video le foto del film, se non è speculazione, perché il film non è la verità, è una merdata, ragazzi. Se dopo la gente gli piace vedere queste cose, liberi di farlo, di dire ah che bello, che bello, che bello. Lui però ha fatto delle affermazioni che non si doveva permettere. Lui non ha i titoli, lui non ha i titoli. Fosse stato un magistrato, poi io naturalmente avrei risposto a dovere. Il magistrato avrebbe spatti con quel signore che ha ucciso 20 persone e ha fatto solo 9 anni di galera, ma li ha fatti un po' alla volta. Bisognerebbe spiegare la storia, bisogna saperla tutta, bisogna raccontarla, non si può sempre cavalcare l'onda e dire queste stronzate. Quindi io non sto dicendo che questo qua, sto Simone, è una brava persona. A Simone di sicuro corregge il video, ma cosa vuoi correggere? Ormai lei ha detto le stronzate. Cioè, Paia Longa si può donare tramite GoFundMe. Bravo, grazie Paia Longa, grazie. Ecco qua, questo nostro amico Paia Longa dice questo, si può donare tramite GoFundMe oppure IBA che troverete sulla pagina Facebook. Un futuro per Melissa, su GoFundMe, grazie Paia. Vedrete anche l'importo raggiunto. Grazie Paia Longa, grazie. Francesco Vitale, Giampaolo, lascialo perdere quel pagliaccio. Ma sì, Francesco, guarda che io, ma sì, che dica.
Dai Giampaolo, che te ne frega, questa è colpa di chi scrive libri, non degli youtubers. Ah, tu dici che non è colpa? Vabbè, ho capito, allora è colpa anche mia che ho scritto il mio libro, ma con la differenza che io ci ho vissuto veramente. Cioè, non è che io mi sono inventato le cose, io ero lì, purtroppo dico, no? Ho iniziato da ragazzino, maledetto a me. Comunque ragazzi, allora, il mio amico Paia Longa ha scritto questo: si può donare tramite GoFundMe oppure IBA che troverete sulla pagina Facebook che si chiama Un futuro per Melissa. Su GoFundMe vedrete anche l'importo raggiunto. Buona serata a tutti. Grazie Paia. Cos'è scritto? Mostra nascondi? Francesco Vitale, Giampaolo lascialo. Sì, dai Giampaolo che te ne frega. Ok, Francesco Vitale purtroppo non ha raccontato dicerie false, solo purtroppo non ha raccontato dicerie false. False su di te, non ho capito, purtroppo non ha raccontato dicerie false, solo su di te. Non ho capito. Buonasera John. Ciao Redù, ciao Redù. Allora ragazzi, io vi lascio, mamma mia, ho parlato per 50 minuti. Vi ringrazio, eravate in tanti, mi pare di aver visto. Vi voglio bene, continuate a seguirmi. Vi faccio l'ultima carrellata, e beh, tanto lo sapete, no? Questo è il primo, All'inferno ritorno, 36 anni senza libertà. È il mio canale YouTube, mi posso permettere di pubblicizzare i miei libri. Questo è il primo, l'autobiografia. Qui c'è di dietro sto po' del figone di Giampaolo a 36 anni. Poi naturalmente c'è il sequel, che è questo, le mie carceri speciali, eccolo qua. Qui di dietro c'è una foto stupenda, Venezia, Hotel Danieli. E cosa dirvi ancora? Intanto vi ringrazio perché vedo che siete sempre, anche questo mese, 100 iscritti. Dai, io non sono un attore, non sono un VIP, non sono nulla, però ho capito che la gente mi segue e come si dice, che dirvi ragazzi, vi ringrazio di cuore veramente che mi avete seguito per 50 minuti e mi avete sopportato. Però voglio ricordarvi, vi scongiuro, vi prego col cuore in mano, andate. Vi ricordo che ho anche un sito, giampaolomanca.com. Nel caso se volete i miei libri potete andare nel mio sito, ve li spedisco a casa, ve li dedico perché è giusto. E allora ti seguiamo, sì, grazie. Questo signore è tutto, grazie veramente che mi seguite. Lo sapete che a me fa piacere. E se volete dirmi qualche parolaccia, me la dite, se ho torto però. Però se non ho torto, voglio essere trattato bene. Ciao, grazie a tutti.